Un altro gioco consisteva nel mettere, diciamo così, dei mucchi di semi a gruppi di 3, dei gruppi di semi di noccioli di pesco, sulla strada, in riga, così, a gruppi di 3. Allora, se si giocava in 3, dovevamo mettere 5 mucchi a testa. Più persone giocavano e meno mucchi uno metteva, no? Perché aveva meno possibilità di vincere, ma metteva meno semi in gioco in pratica, no? Ci si metteva circa 8-10 metri di distanza e con un sasso piatto, chiamato sglavare, lo si tirava e si cercava di prendere la fila intera o parte della fila, in pratica, dei semi. Da notare che si giocava con i semi, diciamo, con i noccioli del pesco, perché? Perché i noccioli del pesco venivano raccolti e poi venivano utilizzati in cucina per preparare delle torte. Siccome le mandorle qua non venivano, non ce n'erano, ed era un'economia di sussistenza, diciamo così, le torte al posto delle mandorle venivano preparate con i noccioli, con i semi che erano contenuti nei noccioli del pesco, in pratica.